Era stata annunciata e visto il perdurare della siccità è stata firmata. Scatta l'ordinanza del sindaco di Vicenza per limitare i consumi di acqua potabile, che riguarda dai piazzali agli autoveicoli, dalle piscine agli orti, limiti che saranno validi fino al 31 agosto e in caso di mancato rispetto le sanzioni previste andranno da 25 a 500 euro. Ordinanza arrivata, purtroppo la siccità è troppo grave anche a livello nazionale, quindi divieto di lavaggio delle macchine private, non invece agli autolavaggi professionali che continueranno a lavorare, divieto di innaffiamento dei giardini negli orari dalle 6 alle 24, divieto di utilizzo di fontane, piscine, docce, a meno che non si abbiano i sistemi di riciclo dell'acqua piovana, che tra l'altro noi sensibilizziamo ad avere, e divieto di lavaggio dei vialetti, delle stradine anche private, a meno che non ci sia un'autorizzazione specifica comunale. Situazione grave, ma al momento l'ipotesi razionamento di acqua potabile non è contemplata. Ma si pensa anche ad un razionamento dell'acqua potabile? Al momento no, devo dire, anche se purtroppo i dati che ci arrivano da Viacqua, che riguardano anche le risorgive e le fonti, sono purtroppo allarmanti, ma al momento non l'abbiamo in previsione. Come già disposto dal Genio civile, i pozzi artesiani a getto continuo a uso domestico devono essere regolati con dei dispositivi di chiusura. L'appello ai cittadini è quello di ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici, adottando le buone pratiche.